Buongiorno a tutti e pace a tutti, fratelli. Vi incoraggio a prendere un versetto della Bibbia a cui il Signore mi ha parlato tantissimo e desideravo condividerlo con voi. Si trova in Deuteronomio al capitolo 10, solo il versetto 12. E dice così. Allora, premetto che ho provato a modificare, a togliere la parola Israele in questo verso e a mettere la parola marostica, per vedere cosa veniva fuori. E dice, e ora, o marostica, che cosa richiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non di temere l'Eterno, il tuo Dio, di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Mi sono posto questa domanda, come possiamo noi in realtà amare Dio? No, ci sono tanti modi per amare Dio. Uno di questi, a parer mio, è attraverso la lode. E allora ho fatto anche una ricerca su internet per vedere il significato di parola lode, no? E la lode significa riconoscere, dichiarare, esprimere con parole, quindi con la nostra voce, approvazione. La lode chiaramente deve essere una lode sincera, libera, fatta davvero con il cuore, una lode reale, cioè con la consapevolezza che Gesù è qui. Ci consideriamo cristiani, giusto? Quindi la mia domanda è, ci credete che Gesù è qui questa mattina? Ok, allora dobbiamo lodarlo con davvero un cuore sincero, un cuore libero, perché il Signore oggi, Gesù oggi, vuole sentire il nostro amore. E quindi automaticamente vuole sentire la nostra voce. Quindi il mio incoraggiamento questa mattina è apriamoci davvero con un cuore sincero e libero verso Gesù. Apriamo la nostra bocca, fratelli, lodiamolo, facciamogli sentire la nostra voce al Signore. Il Signore è qua e ci vuole benedire questa mattina, io ne sono certo. Però prima di iniziare con la lode c'è stata una richiesta, vorrei fare una preghiera insieme a tutti voi, soprattutto per Walter che ci sta seguendo in diretta, che è il genero di Anna. Vorrei pregare per il fratello di Silvia e di Palmiro che stanno passando un momento difficile da parecchio tempo e per tutti quelli chiaramente che non conosco, che stanno passando momenti difficili. Vorremmo davvero chiedere al Signore la sua benedizione, ok? Signore, io con tutto il cuore ti voglio davvero mettere davanti i miei fratelli, ti voglio mettere davanti Walter, ti voglio mettere davvero il fratello di Palmiro e di Silvia, Signore, che stanno passando un momento davvero difficile. Però noi crediamo in un Dio che guarisce, in un Dio che porta pace, in un Dio che davvero ti rimani vicino in momenti difficili, Signore. Noi siamo convinti che tu, nel loro profondo cuore, Signore, li stai davvero parlando. Confidiamo in te, Signore, crediamo in un Dio che fa ancora miracoli ancora oggi, Signore. Quindi ti prego davvero di benedirli, di dargli la pace di cui hanno bisogno, di dargli la forza, di farli sentire amati, Signore, anche dai fratelli, come stiamo facendo in questo momento, perché credo che anche la preghiera sia proprio un atto d'amore e quindi noi vogliamo davvero chiederti con tutto il cuore di toccarli, Signore, di guarirli e di benedirli grandemente. Nel nome di Gesù. Amen. Lodiamo, Signore. il tuo pane dona oggi a me.
ho fame di te, ho sete di te. Io so che senti il mio grido a te, parlami adesso.
Sono qui, umilmente vengo a te, coprimi con la grazia tua. Sono qui, ero schiavo senza te, tu mi hai dato la libertà, troverò il vero amore solo in te, perché per primo tu hai amato me.
Quanti invece sono nati di nuovo? Gloria a Dio. Amen. Sembra che io non debba dire nient'altro qui. Va bene, dopo il consiglio dei diaconi ci incontriamo dopo. Alleluia. Dio è buono. Amen. Gloria a Dio. C'è la gioia nel tuo cuore? Wow. Sapete che non bisogna dire bugie? La parola di Dio dice che i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Non soltanto quelli che hanno commesso peccati gravi, ma anche i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Amen. È stato bello questa mattina sentire anche aver pregato che il Signore possa dare una parola che viene dal suo trono per ognuno di noi. Beh, ringraziamo il Signore per i fratelli che sono rientrati dal Covid. Gloria a Dio. C'è ancora qualcuno a casa, come Rachele. Vogliamo pregare il Signore che sia quando prima possibile in mezzo a noi, perché ci piace sentire anche la sua voce quando canta. Amen. Preghiamo il Signore anche per altri doni che si inseriscono nella Chiesa, perché la Chiesa deve abbondare dei suoi doni. Amen. Gloria a Dio. La Chiesa di Marostica, grazie a Dio, non è soltanto il pastore che la porta avanti questa comunità, prima di tutto la porta il Signore, e qui non ci piove, ma anche i doni, i carismi. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo ringraziare per quanti sono impegnati e per quanto si vogliono impegnare ancora di più. Fratelli, pregate il Signore perché abbiamo bisogno di un posto, come sapete quando abbiamo fatto l'assemblea di chiesa, abbiamo bisogno di un posto dove poter mettere i generi alimentari per le persone bisognose. Purtroppo nella comunità non li possiamo più tenere per svariate ragioni, non abbiamo i requisiti per tenerli qui. Quindi abbiamo bisogno di una stanza, qualcosa che sia idoneo per tenere questa merce, perché ce lo richiedono. E quindi abbiamo bisogno, pregate al Signore in tutti i sensi, cioè dobbiamo pregare il Signore che abbondano le offerte in chiesa. A proposito, non dimenticatevi che c'è la cassetta in fondo, perché a volte usciamo, ci dimentichiamo, ma grazie a Dio anche per coloro che fanno diversamente in banca direttamente, gloria a Dio, ma non vogliamo mancare in questo. Voglio ricordarvi, ma forse non è il caso di ricordarvi, ma la parola di Dio dice: portate le vostre decimi alla casa dell'Eterno e vedete se io non vi aprirò le cataratte dal cielo e vi darò tante di quelle benedizioni che voi non avete posto dove porli. Amen. Quindi diamo al Signore, Dio ama un donatore allegro, quello che esce dal nostro cuore, ma prima la gloria a Dio, prima dobbiamo dare per l'opera di Dio. Vedete che il Signore fa crescere anche quello che noi abbiamo bisogno. Amen. Bene, gloria a Dio. Questa mattina il messaggio della parola di Dio, io l'ho intitolato: ti senti forte o debole? Come ti vedi allo specchio? Ti senti forte o debole? Ora, quelli che si sentono forte, alzate le mani. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, su 10, su un centinaia di persone, 80, 90 persone, quanto siamo? Non lo so, bisognerebbe contare. Ma è una minoranza. Quanti si sentono deboli? Alzate le mani. Ma non sto parlando di debolezza fisica e neanche di forza fisica, sto parlando di una forza spirituale, di una debolezza spirituale. Non vergogniamoci se stiamo vivendo un momento di debolezza spirituale. Fa parte della nostra vita. Amen. Quindi voglio leggervi con l'aiuto del Signore 3 passi del Nuovo Testamento, di cui questi 3 passi, guardate, non è un caso, ma si trovano alla chiusura di tre epistole, 2 scritte da Paolo e 1 scritto da Giuda. Quindi voglio leggervi questi 3 versi. Il primo lo troviamo in Romani, capitolo 16, versetto 25. Tutti e 3 versi usano la stessa parola, la stessa frase. Non è un caso, ed è importante anche che noi vediamo che si trova alla fine di un'epistola. Quando noi scriviamo a qualcuno, alla fine gli diamo, oltre ai saluti, ma gli vogliamo ricordare qualcosa. Ricordati, mi raccomando,
ricordati. Ecco, l'Apostolo Paolo, scrivendo la lettera ai Romani, al capitolo 16, al versetto 25, dice: a colui che può raffermare, o un'altra traduzione dice fortificarvi, secondo il mio Evangelo e la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero celato per molti secoli addietro. Ricordatevi a colui che può. A colui che può. Efesini capitolo 3, versetto 20. Efesini 3, 20. Alleluia. Do il tempo che possiate prendere. Efesini capitolo 3, versetto 20. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Wow! Questo verso è meraviglioso, la lettera agli Efesini è meravigliosa, ma tutta la parola di Dio è meravigliosa, ma in modo particolare la lettera agli Efesini. Qui dice a colui che può, secondo la potenza che opera in chi? Wow! C'è una potenza in te, lo sai che c'è una potenza in te? Sai che quando hai ricevuto Cristo Gesù quale Signore e Salvatore nella tua vita qualcosa è avvenuto dentro di te. Lo riconosci oppure no? C'è una potenza. E sapete che cosa vuole rubarti il diavolo, il nemico, il nostro avversario? Che cosa vuole rubare? Vuole rubare questa potenza che noi abbiamo. Ora, se noi non avessimo nulla, il diavolo non verrebbe a romperci le scatole. Siete d'accordo oppure no? Mi ricordo mio padre, metto sempre mio padre e mia madre nelle mie predicazioni perché sono stato un esempio di fede. Mi ricordo che papà diceva a mia mamma, quando mia mamma dice: Peppino, hai lasciato la porta aperta, e lui diceva: chi vuoi che ci viene a rubare? Cioè, cosa si rubano? I pidocchi? Noi non avevamo niente. Ma ricordo sempre questo. Cioè, cosa vuoi che ci vengono a rubare? Chi deve chiudere la porta? Colui che avrà qualcosa in casa. Il ladro non viene se non hai qualcosa in casa. Il diavolo sa quello che tu hai dentro di te. Il ladro non viene se non per sconfiggere e rubare. Ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita ad esuberanza. Giovanni 10, 10. Quindi ricordati che se qualcuno ti sta cercando di rubarti la piena confidenza che tu hai nel Signore, vuole scoraggiarti, è perché Lui sa che dentro di te c'è una certezza. Ma Lui farà il possibile. L'altro è Giuda 24, non è il capitolo perché sappiamo che Giuda, la lettera di Giuda non ha capitoli. Solo versi. E questo Giuda è il fratello del Signore Gesù. Giuda, fratello di Gesù. Giuda, capitolo 24, e anche lui fa un'affermazione molto forte. Un'affermazione che ci serve ad ognuno di noi nel corso della nostra vita spirituale, fin quando non raggiungiamo il Signore. Amen. Ora voglio farvi una domanda, non vergognatevi, perché io non mi vergogno di dire le cose, perché sono un uomo come voi. Quanti di voi sono caduti nella fede? Quanti di voi sono scivolati nella fede? E Giuda qui dice: ora a colui che può preservarvi da ogni caduta, alleluia, e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile e con grande gioia. Wow! A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile e con gioia. Gloria a Dio. Quanti da piccolini sono caduti?
Io ricordo che una volta stavamo andando, non mi ricordo, da mia zia o da mia nonna, non mi ricordo, ma fuori dalla casa di mia nonna, che lei abitava in campagna, c'era una pozzanghera d'acqua. E i bambini sono attratti dalle pozzanghere. E io stavo lì che volevo, mia mamma un attimo che si è girato, io l'ho scivolata, dentro la pozzanghera. E mia mamma mi aveva messo un vestitino così bello da andare dai nonni e mi sono sporcato tutto. Ora cosa ho fatto? Io sono corso da mamma per cercare di farmi pulire, per presentarmi davanti alla nonna un po' più pulito. E mia mamma cercava in qualche modo ma non ha potuto farlo. Beh, qui dice la parola di Dio che il ministero di Cristo è quello di rimbiancarci. Quando noi scivoliamo, quando noi cadiamo, quando noi veniamo meno, Egli è colui che ci rimbianca come la neve. Wow! Egli, dice Giuda, a colui che può preservarvi da ogni caduta, cioè cerca di non farvi cadere, perché sa che cosa significa. Può preservarvi da ogni caduta, ma farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con grande gioia. Abbiamo detto in settimana che non sono le nostre opere che noi possiamo presentare davanti al trono di Dio. È vero o non è vero? Nello studio di giovedì abbiamo detto che noi non andiamo in cielo per le nostre opere, ma noi entriamo nel regno dei cieli perché qualcuno ci ha rivestiti delle sue vesti. Le vesti della salvezza. Dice il profeta Isaia al capitolo 51, egli mi ha avvolto con le sue vesti. Quando Gesù è sceso dalla croce, ci ha preso le sue vesti e ha rivestito la Chiesa della sua gloria. E ha portato su di sé i nostri vestiti sporchi di peccati. E noi siamo stati rivestiti dalla gloria di Dio. Gloria a Dio. A colui che può fortificarvi, dice Romani, abbiamo letto il primo verso, Romani 16, 25, a raffermare a colui che può fortificarvi. Sapete, l'Apostolo Paolo, se voi notate, lui non si vanta della sua forza spirituale. Non si è mai vantato della sua forza spirituale l'Apostolo Paolo, eppure noi vediamo come Dio lo ha usato potentemente, guarigioni, liberazione. Non si è mai vantato di questo, non ha un curriculum davanti agli altri quando si è presentato e ha detto, anzi addirittura lui dice lo sono di Cristo, loro, sta parlando di coloro che si vantavano di essere di Cristo per le opere e lui dice io lo sono più di loro. Ma in che cose? In battiture. Ho ricevuto 40 frustate meno uno. Spesse volte mi sono trovato in balia della morte. Mi hanno calato che ero morto. Ho passato diverse volte naufragi. Mi sono trovato in pericolo di morte. Di questo lui si vantava. E l'Apostolo Paolo diceva, io ho imparato una cosa. Sapete cosa ho imparato? Ho imparato che quando sono debole, allora sono forte. Wow! Paolo si vantava di essere, quando era nelle debolezze, seconda Corinzi 12,5, io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso se non nelle mie debolezze, perché dobbiamo riconoscere, fratelli, che se stiamo in piedi, se siamo ancora nella fede, è per la grazia di Dio. Non siamo migliori degli altri. Non imputiamo il dito a chi è scivolato, chi sta in un momento difficile che sta attraversando, ma piuttosto rialziamolo, dice la parola di Dio. Rialziamolo, prendiamolo per mano e rialziamolo. Che bello quelle Olimpiadi quando abbiamo visto che quelli che stavano raggiungendo il traguardo si sono voltati indietro e hanno visto che il loro avversario, che così vogliamo dire avversario, era caduto. Non hanno tagliato il traguardo, sono tornati indietro, hanno rialzato e l'hanno messo sotto al braccio e sono arrivati insieme al traguardo. E questo è quello che il Signore ci ha chiamati a fare, a rialzare i deboli, a coloro che sono in qualche modo in confusione, che stanno passando un momento particolare dove il nemico sta rubando la gioia che hanno nel loro cuore. Siamo chiamati a fortificare,
La parola di Dio dice che negli ultimi tempi si parleranno l'uno con l'altro. Forza, coraggio, fratello mio, coraggio, forza. Stiamo per raggiungere il traguardo perché Gesù sta tornando. Gloria a Dio. Sto predicando a una chiesa questa mattina, è vero o non è vero? Alleluia. Non sto predicando soltanto a una persona, sto predicando alla chiesa. Alla chiesa. Gloria a Dio. Seconda Corinzi capitolo 12, il versetto 9. Ma egli mi ha detto, alleluia. Vi ricordate che l'Apostolo Paolo stava pregando per questa spina che aveva nella carne? Che un giorno capiremo, sapremo chi è questa spina. Non sappiamo, tanti dicono chi era, una situazione, era un fratello, era qualcuno che l'aveva abbandonato, una situazione difficile, oppure era perché lui stava iniziando a perdere la vista, non ci vedeva più. Ognuno ha tirato quello che poteva dalla sua conoscenza, ma la Bibbia non ce lo rivela, ci rivela soltanto che Paolo dice: ho chiesto 3 volte al Signore che mi togliesse questa spina della carne, ma egli mi ha detto: udite, udite, la mia grazia ti basta. Perché ti basta? Perché la mia potenza è portata a compimento nella tua debolezza. Perché la mia potenza si dimostra perfetta, dice un altro passo della scrittura, un'altra traduzione, si dimostra perfetto non quanto tu sei forte, ma quanto tu sei debole. Fratelli, tutto quello che noi facciamo, ascoltate bene, mi riferisco a coloro che hanno un compito nella Chiesa, a coloro che hanno un ruolo nella Chiesa. Ricordatevi di non vantarvi mai di quello che Dio ci ha dato e metterci su un piedistallo. Io sono contento questa mattina perché sono venuto un po' più vicino a voi. Mai, assolutamente mai. Io voglio ricordarvi che Dio sceglie le cose che non sono per svergognare quelle che sono. Voglio ricordarti che il Signore sceglie gli ultimi. Voglio ricordarti che il Signore è colui che ti innalza quando tu ti abbassi. Il Signor Gesù ci ha insegnato tante cose e ha detto: chi vuole essere il maggiore deve che cosa fare? Deve servire, deve lavare i piedi, deve umiliarsi. Non è la posizione che ti fa un santo, è la tua vita, è il rapporto che hai con il Signore. Dio si può servire di chiunque, quando vuole e come vuole. Qua ci voleva un grande amen. Quando vuole. Dio si è servito di un'asina per parlare ad un profeta e lui non l'aveva visto, ma l'asino l'aveva sentito. Alleluia. E Dio ancora oggi si serve di un asino. Alleluia, gloria a Gesù. Seconda Corinzi 11:30 dice: io mi compiaccio nelle mie debolezze. Io mi compiaccio nelle mie debolezze. Paolo era arrivato a questo punto di sapere che quando passava un momento di debolezza lui era forte. Perché? Perché non si appoggiava sulla sua conoscenza, sulla sua preparazione, sulla sua forza spirituale, ma lui si appoggiava al Signore. Perché, fratelli, vengono momenti che tutta la nostra conoscenza, tutta la nostra sapienza e tutta la nostra forza, lasciatemi dire, fra virgolette, spirituale, te la trovi sotto ai piedi. Te la trovi sotto ai piedi. Perché quella montagna che vedi davanti a te è così grande che tu pensi che sia impossibile spostarla. Impossibile che si realizzi. Forse tu stai vivendo un momento terribile nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nell'ambito di lavoro. Non lo so. E il nemico quello che sa fare, sa mettere bene le lenti di ingrandimento davanti ai nostri occhi e ci fa vedere una mosca che è un mostro. Ma qui i 3 versetti che vi ho letto, è importante quello che vi ho letto e dovete andare a casa con questi versi. L'Apostolo Paolo e Giuda sta dicendo: non noi, ma colui che può, a colui che può. È tutta lì la fede.
La fede non sta nelle cose che noi abbiamo, che noi teniamo, che noi conosciamo. La fede nostra è appoggiata su una persona che si chiama Gesù Cristo il Signore. A colui che può, non io, a colui che può. Davide diceva: io non affronterò te con le mie forze, ma l'Eterno degli eserciti è Lui, e io verrò contro di te nel nome dell'Eterno degli eserciti. E tu davanti a me sei una mosca. Quello che fa perdere la credenza al credente è perché si basa sulla sua forza, sulla sua esperienza, e guarda quanti anni di fede, e guarda che pure adesso non riesco ad avere fede di credere. Non ti preoccupare, tu confida nel Signore, a colui che può, a colui che può. Signore, io so che tu puoi. Ecco la preghiera del lebbroso. Signore, io so che tu puoi. Se tu vuoi, Signore, tu puoi. La tua preghiera deve essere improntata su Gesù Cristo il Signore. Abbiate fede in Dio, disse Gesù. Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Io sto andando a prepararvi un luogo. Gloria a Dio, abbiate fede in Dio. Il nemico cercherà di rubarti sempre questa certezza di fede e vuole farti vedere che tu ti senti come quella foto, no? Quella foto, sei un gattino, ma tu invece, guardandoti attraverso Gesù, tu vedi un leone dentro di te. Fallo vedere, eccolo lì cosa ti vedi. Quello è come tu ti devi vedere e poter affrontare le situazioni ogni giorno. E allora l'Apostolo Paolo poteva ben dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Gloria a Dio. Abbiamo letto: a colui che può secondo la potenza che opera in noi. La potenza che opera in noi, non esternamente, in noi. Quindi dobbiamo suscitare dentro di noi questa potenza che Dio ci ha dato e credere. Io mi leverò, disse il fratello del figlio prodigo. Io mi leverò. Era in una condizione terribile. In mezzo ai maiali, porci, dava da mangiare le carrubbe dei maiali, dei porci. E in quel momento, dice la parola, quando tornò in sé, che questa mattina lo Spirito Santo possa farti tornare in sé e che tu possa dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tu non ruberai più la mia mente. Tu non ruberai più i miei pensieri, perché io sono quello che sono per la grazia di Dio. Alleluia, gloria a Gesù. Abbiamo letto questo: a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente. E dice la Scrittura, non solo ti rende forte, come abbiamo letto il primo verso, può raffermare, può fortificare, ma il secondo versetto di Efesini 3:20 ci dice: ma egli può fare cose infinitamente al di là. Egli può fare cose infinitamente al di là di quello che voi immaginate, di quello che voi pensate. Gloria a Dio, perché noi facciamo tante volte il nostro Dio un Dio piccolo, ma Dio va al di là. Sapete, mentre cantavamo quel cantico dove Marco si scatena sui bedabum, 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 che lo senti dentro, no? Ma quel cantico noi tutti abbiamo affermato e abbiamo detto qualcosa al Signore cantando, perché non apriamo la bocca per niente. Quanti sanno che il Signore ci ascolta quello che diciamo? E vi ricordate cosa dice quel cantico? Oltre a io mi arrendo, ma dice: voglio conoscerti. Voglio conoscerti. Mosè fece la stessa affermazione. Mosè pensava di conoscere il Signore, però Mosè disse: Signore, voglio vedere la tua gloria. Vi ricordate? Vi ricordate quale fu la risposta di Dio? Tu non puoi vedermi.
E quando noi diciamo al Signore voglio conoscerti, ci stiamo rendendo conto di quello che stiamo dicendo? Perché noi pensiamo tutti qui, compreso io, di conoscere il Signore? Che illusione. Dio è Dio. E noi non possiamo nemmeno immaginare lontanamente. Dio si è rivelato a noi per quel poco che ha potuto la nostra mente, il nostro cervello, il nostro spirito rivelarsi nella nostra vita. Ma se Dio dovesse rivelarsi a noi completamente, io credo che il nostro cervello scoppierebbe. Boom! Scoppierebbe. Quindi quando noi diciamo al Signore, Signore voglio conoscerti, e diciamo io mi arrendo, facciamo attenzione a quello che stiamo dicendo. Perché il Signore fa di te quello che Lui vuole e fa di me quello che Lui vuole. Ci prende sulla parola. Amen. E dobbiamo essere pronti a capire e a comprendere. E allora colui che può fare smisuratamente, che bella parola, smisuratamente al di là di quello che voi immaginate, voi pensate. Quante volte il Signore a me mi ha stupito, perché ho visto cose in 50 anni di fede, non voglio dire da quando sono nato, 60 anni, perché sapete che sono nato nella fede, ma voglio dire da quando ho iniziato ad avere un po' di cervello, a 10 anni ho iniziato ad avere un po' di cervello. E quindi a capire un po'. Dio mi ha sempre stupito, è andato al di là di quello che noi immaginiamo e pensiamo. Perché fratello mio, sorella mia, voglio dirti questo, che il cielo appartiene al Signore, la terra appartiene al Signore, l'universo appartiene al Signore, tutti i pianeti appartengono al Signore, tu appartieni al Signore. Come creatura, se non l'hai ancora conosciuto, appartieni sempre al Signore. I tuoi figli appartengono al Signore. Tutto quello che noi abbiamo appartiene all'Eterno, lo dice la parola di Dio. Tutto quello che abbiamo appartiene all'Eterno. E allora Lui va al di là di quello che tu puoi chiedere e immaginare. Signore, dammi, e il Signore ti dà di più. Vi ricordate? Chi andò davanti al Signore per chiedere qualcosa e il Signore gli disse solo perché tu mi hai chiesto questo, solo questo mi hai chiesto, io ti darò molto di più. Vi ricordate chi è questo uomo? Che se ne parla ancora ora, oggi. Si parla addirittura della sapienza di Salomone, si parla alle università. Al diritto civile si parla di Salomone. Molto di più di quello che tu puoi immaginare e pensare. E la terza che noi abbiamo trattato, l'epistola di Giuda, il fratello di Gesù, dice a colui che può preservarvi. Allora, la prima, l'epistola ai Romani, abbiamo letto a colui che può fortificarvi. L'epistola agli Efesini, a colui che può fare smisuratamente al di là. L'epistola di Giuda dice a colui che può preservarvi da ogni caduta. Che meraviglia! Io questo verso della parola di Dio vi posso garantire, vi posso assicurare che io non lo capirò mai. Il fatto che io peccatore, il fatto che io continuo a venir meno, il fatto che continuo a volte anche a scivolare, ma quanto leggo che Lui è potente da preservarmi da ogni caduta e da farmi comparire davanti al trono di Dio suo Padre irreprensibile e senza macchia di peccato. È qualcosa che umanamente non lo possiamo mai comprendere. Siete d'accordo con me oppure no? Sapete, quando si commette qualcosa che si viola la legge, quello viene scritto sulla fedina penale, viene trascritto sulla fedina penale. Quindi c'è sempre qualcosa scritto lì. Sapete, quando mi arrestarono, mi vennero ad arrestare a me, per quelli che sono nuovi, non vi preoccupate, non ho commesso nessun reato. Per quelli che mi conoscono sanno che io ebbi una condanna, ne ho parlato proprio poco tempo fa, che rubarono
scassinarono una Ferrari, rubarono un autoradio in Toscana, in Firenze, io allora non c'ero mai stato, e quindi lo presero questa persona, lo misero in galera, però lui aveva un mio documento, aveva una carta d'identità con i miei dati, però con la sua faccia. Però dopo 9 anni, lui fece un mese e qualcosa di prigione, dopo 9 anni mi vennero a prendere a me. Perché ero io la persona, ovviamente i carabinieri non avevano la foto di questa persona, avevano nome e cognome, dove abitavo, e io stavo lavorando sotto casa, vennero i carabinieri, mi misero le manette e mi portarono in caserma, con un articolo, io non sapevo neanche cos'era questo articolo. La cosa era che quando poi vi ho detto che ho dovuto mettere un avvocato per difendermi, che alla fine io non ero io quella persona, e poi chiude e apro una parentesi, ma dico io, fra tutti i ladri proprio uno stupido mi doveva capitare a me. Cioè tu scassini una Ferrari e ti rubi un autoradio, ma portati via la Ferrari. Ma si vede che non era proprio... Ma allora era un drogato, era uno che aveva bisogno di quei pochi soldi per farsi. Comunque, al di là di queste cose qui, la cosa era questa, che quando io andai dall'avvocato che poi mi fece uscire, andai nel suo ufficio, e lui vide nella fedina penale mia, disse guarda che lei da 9 anni aveva... sulla sua fedina penale, aveva un furto e furto aggravato. Ed era lì. Ha detto, guardi, lei, io allora non ero pastore, ma ero un credente, un cristiano, e allora mi disse, lei può ringraziare il Signore che non l'hanno mai fermata. Cioè che magari non si è mai trovato in mezzo a una rapina, in mezzo a una cosa, perché dice, se lei si trovava in mezzo a una rapina, lei che aveva dei precedenti penali, intanto prendiamo a questa e lo mettiamo dentro, dopo se ne parla. Se c'era, non c'era, se era, se non era, dopo se ne parla. E io dissi a mia moglie, non so quante volte siamo andati ad aprire il culto a Castelfranco quando il fratello Specchi ci dava, pastore Specchi ci dava la responsabilità di andare ad aprire i culti. Vi ricordate, Palmiro, Mariano, vi ricordate, no? Quando andavamo nelle case ad aprire. E io spesse volte, tornando indietro alle 11, 10 e mezzo, 11, trovavo i blocchi dei carabinieri, che questi mi fermavano e quando gli davo la patente loro mi guardavano, appena vedevano Napoli, lei ha dei precedenti penali? E io dicevo, no, grazie a Dio, che non sono mai, aspetta che andiamo a vedere. Se andavano a vedere, mi chiudevano la macchina, gettavano via le chiavi, mi alzavano su un carrattrezzo e mi portavano direttamente in carcere. Per 9 anni. Ora, quello che voglio dirti a te e a me questa mattina, voglio ricordarti una cosa che Davide disse ancora prima della venuta di Gesù. Lui dice, come è lontano il Levante dal Ponente, tanto egli ha cancellato da noi le nostre trasgressioni. Quanto più il prezioso sangue di Gesù sulle nostre vite ci ha cancellato da ogni macchia di peccato sulla nostra vita. Egli è potente, gloria a Dio, egli è potente da farvi comparire davanti a Lui, irreprensibile, gloria a Gesù. È meraviglioso questo verso. A colui che può preservarvi da ogni caduta, a colui che mette una mano ogni volta che tu stai per cadere, a colui che ti parla mentre tu stai andando in un luogo dove ti dice questo non è un luogo per te dove tu puoi essere. Hai mai sentito questa voce? Dimmi la verità. Hai mai sentito questa voce? Questo non è un luogo adatto a te. Ti sei mai sentito quando sei andato in un posto che hai sentito lo spirito che ti turbava un po' in una situazione? Io ricordo una volta siamo andati in Francia con la mia famiglia, le ragazze erano piccole, siamo andati in questo luogo, in un pub, siamo entrati, ci siamo seduti e ho iniziato a sentire, ho detto ma dove siamo entrati? Non riuscivo a capire, mi sentivo proprio sottosopra. Ho detto a Lisa dobbiamo andare via, c'era anche Carlo, ti ricordi Carlo, Lidia? Ho detto dobbiamo andare via da qua, vero ragazzi? Ho detto io mi sento proprio... Poi ho detto devo andare un attimo in bagno. Quando sono sceso giù, che era un sottoscala, anzi non era per farci la piadina fra le altre cose, vabbè. Crepperie. Va bene, comunque andammi là, io scesi queste scale e sotto lì c'era vicino al muro tantissimi attrezzi per frustare, per tagliare la testa, ed erano tutti attrezzi che avevano usati per farlo, proprio tantissimi. E io sentii proprio dei brividi addosso e poi quando salì la scalinata che andai su, tutta la cornice sotto al coso lì era pieno di demoni, croce al contrario,
Usciamo da qui immediatamente, avevamo pagato tutto, via, fuori da qui, fuori da dentro qui. Fratello, sorella, io voglio dirti questo: se realmente tu hai ricevuto Cristo Gesù nella tua vita, lo hai fatto Signore, ebbene lo Spirito Santo ti continuerà a parlare che quello che tu stai attraversando, che quello che tu dove stai andando, che quello che sta succedendo, Lui ti dirà: questo non è un luogo per te, esci fuori da qui. Perché Lui parla, ci avverte, lo Spirito è vivente dentro di noi. Gloria a Gesù, alleluia. Marco al capitolo 9, versetto 23, Gesù disse a un uomo che si presentò a Lui chiedendo di guarire suo figlio. E Gesù gli disse: se tu puoi credere. Su questo verso ci sono delle traduzioni che dice, e ci fa credere, che Gesù gli dice: se tu credi, vedrai la gloria di Dio. È vero, dice, e Gesù gli disse: se tu puoi credere. Perché questo uomo disse a Gesù: se tu puoi qualcosa. E Gesù gli disse: se io posso qualcosa, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Quindi questa mattina quello che voglio dirti è questo. È vero che a colui, cioè a Lui, che può preservarci da ogni caduta, che può raffermarci, che può fare infinitamente al di là, che può preservarmi, ma bisogna credere che Lui può. Bisogna credere che Lui può. Perché Lui può tutto. Ma io devo credere che Lui può tutto. Voglio dirti che Gesù un giorno non operò. In Marco al capitolo 16, al versetto 14, Gesù rimproverò i Suoi discepoli dopo la risurrezione, quando entrò in casa e disse: pace a voi. Guardate Gesù cosa dice ai Suoi. Marco capitolo 16, versetto 14. Infine apparve agli 11 mentre erano al tavolo e li rimproverò per la loro incredulità e la durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Non avevano creduto ed erano discepoli. E quando gli dissero: la tomba è vuota, Gesù è risorto, i 2 discepoli sulla via di Emmaus andarono a dire: lo abbiamo visto, è risorto. Non avevano creduto. Bene, quello che ti renderà saldo, quello che ti porterà avanti, quello che ti porterà fino alla fine dei tuoi giorni è credere che Lui può. È credere che Lui può. Non soltanto che Lui può, perché lo sappiamo, Lui è Dio, anche Satana lo sa. Ma devo credere che in tutto il mio cuore, che non io, ma Lui può ogni cosa. Lui può ogni cosa. Quindi la tua situazione, il tuo problema, quello che tu stai vedendo davanti ai tuoi occhi, c'è qualcuno che lo può spostare. E quello si chiama Gesù. Se abbiate fede in me, disse Gesù, abbiate fede in me. In Matteo capitolo 13 versetto 58, e sto per finire, per concludere il mio messaggio, anche qui guardate cosa ci dice la scrittura. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Bene, fratello, sorella mia, noi cantiamo un cantico. Questo cantico che noi cantiamo, che è un po' che non lo cantiamo, perché abbiamo tanti canti, questo cantico dice: fede muove la mano di Dio. La fede muove la mano di Dio. Non fece opere potenti per la loro incredulità, perché non credevano.
Onestamente, dai, quante volte sei andato al Signore con la piena convinzione che Dio poteva fare quello? Onestamente, quante volte sei andato a Dio? Sapete, uno dei più grandi predicatori e pastori che noi abbiamo avuto nel mondo evangelico, Yonggi Cho. Yonggi Cho ha una chiesa enorme, adesso mi sembra che conta più di 1.200.000 anime, una cosa incredibile, se non di più. Quando iniziò il suo ministero, lui andò a predicare e il Signore gli disse nel suo cuore di pregare per gli infermi, per gli ammalati. E lui disse: portate infermi e ammalati, che stasera preghiamo. È scritto in uno dei libri suoi. E allora tutti portarono ammalati, ma davanti misero una carrozzina, c'erano gli ammalati sulle carrozzine, sulle sedie a rotelle. E ce n'era una in modo particolare che non era soltanto impedita dalle gambe ma era proprio completamente dagli arti, non si muoveva, era proprio messa male, molto male. Allora, mentre lui iniziò a far suonare per cantare, lo Spirito Santo gli disse di andarla a toccare e pregare per lei. E lui faceva questa battaglia con il Signore, diceva: Signore, è vero che io ho sentito dire di mandare davanti, cioè stasera preghiamo per gli ammalati, ma mal di testa, mal di pancia, che ne so, malattie non visibili agli occhi, poi chissà. Questo è l'inizio del suo ministero. Però il Signore gli disse di andare a toccarla, finché lui cosa fece? Mentre cantavano, suonavano, lui scese, si avvicinò e gli mise la mano quasi di nascosto e gli disse: sii guarita nel nome di Gesù, e se ne tornò indietro. A un certo punto sentì urlare, gridare, tutti alzare e lodare il Signore, perché quella donna si alzò dalla sedia a rotelle e cantava e andava avanti e indietro e lodava, e lui si girò e la guardò in maniera esplosiva, e da lì iniziò la sua fede nel ministero a colui che può fare smisuratamente al di là di quello che tu possa pensare, di quello che tu possa immaginare. Dio è Dio! Dio è Dio! Un attimo può cambiare le situazioni di circostanza, e se non le cambia tu hai avuto fede di credere che Lui può. E qui la forza nostra. E qui la nostra forza, che se Lui non lo farà, vi ricordate chi è che lo disse? Al re. O re, noi abbiamo piena certezza che il nostro Dio ci libererà dalla fornace ardente. Ma se non lo farà, non importa. Noi lo crediamo con tutto il nostro cuore. Fratelli, oggi è tempo più che mai che la Chiesa vive nella piena consapevolezza che Lui può, a colui che può preservarvi da ogni caduta, a colui che può, dice la parola di Dio, a colui che può. E questa mattina esci da questo luogo e continuati a ripeterti dentro di te: a colui che può farlo. Guarda il tuo problema, la tua situazione, quello che è davanti a te, e gridalo in faccia al diavolo: io credo a colui che può tutto. Io credo. E alla fine di queste epistole, tutte e tre le epistole, voglio dirvi, se voi le andate a vedere, che sono la conclusione delle epistole, di tutte e tre, noi troviamo a tutte e tre le epistole che finiscono con Amen. Amen. Così è. Amen. Così è. Ascolta, non fare Dio troppo piccolo nel tuo problema. Non lo fare troppo piccolo perché pensi che Dio non può. Fratelli, voglio dirvi una cosa. Su alcune cose, credetemi, come si suol dire, anch'io ci avevo messo una croce sopra. Si dice così? Oramai quella cosa è irrecuperabile. Voglio ricordarvi che pochi mesi fa
Dio mi ha dato una sorella a Cristo, che siamo stati litigati per anni, non voleva neanche più parlarmi e sentirmi, per anni. Ma prima di morire mi ha chiamato per andare a pregare per lei, a me. E non me la sono fatto sfuggire. E mio padre aveva pregato per anni: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Proprio ieri un'altra mia sorella mi ha scritto: a colui che può fare infinitamente e smisuratamente di quello che noi pensiamo e crediamo. A volte noi ci fermiamo nelle nostre preghiere, buttiamo via la spugna, ma il Signore può fare al di là di quello che noi pensiamo e immaginiamo, perché il nostro Dio è l'Iddio dell'impossibile. Ogni cosa è possibile a chi crede. Lo credi tu questa mattina? Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù, gloria a te, Signore, gloria al tuo nome, Signore. Signore, questa mattina la mia preghiera è: perdonaci, Signore, se ti abbiamo inscatolato, che ognuno di noi ha un concetto di un Dio personale e che magari su certe cose, Signore, tu non puoi arrivare, forse. Abbiamo poca fede, Signore. Questa mattina vogliamo dirti come Chiesa: aumentaci la fede. Proprio come quel papà ti disse: Signore, sovvieni alle mie debolezze. Signore, grazie perché riconosciamo che quando siamo deboli, allora possiamo fortificarci in te. Ma non permettere, Signore, che il nemico possa rubarci la nostra certezza di fede in te. Questa mattina voglio pregarti per quanti stanno passando e stanno vivendo un momento difficile, dove in qualche modo, Signore, stanno perdendo le forze. Vogliono gettare la spugna, qualcuno ha già gettato la spugna. Signore, ma tu sei l'Iddio dell'impossibile e tu sei l'Iddio dal di fuori del tempo. Perché, Signore, tu hai tempo per ogni cosa. Quello che noi possiamo dirti questa mattina: Signore, accorci i tempi, fa che possiamo vedere, Signore, la tua gloria. Tutto quello che a noi ci basta, Signore, è sapere che tu sei con noi in ogni situazione. Signore, noi ti stiamo pregando per certe richieste di preghiere, tu lo sai, sono davanti al tuo trono. Umanamente è impossibile, ma per te è possibile. Voglio ripeterlo, Signore, umanamente è impossibile, ma per te è possibile. E quello che a noi interessa, Signore, di più è vedere un'anima che si converta a te. Un'anima che dà il proprio cuore a te, anche in mezzo ad una situazione difficile, terribile, ma che prima di chiudere i propri occhi possa dare il loro cuore a te. Ti preghiamo, Signore, affinché la tua volontà sia fatta in queste situazioni. Grazie, Padre, per questo culto, grazie per la tua parola, e questa mattina fa che questa parola possa accompagnarci tutto il giorno, anche domani, forse nel momento in cui abbiamo bisogno, possiamo credere a colui che può fare smisuratamente, a colui che ci tiene in piedi, a colui che può. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi.